Buongiorno a tutti intanto. Questa è invece la mia seconda edizione del forum come direttore del fitosanitario. Allora, parto un attimino dagli spunti che sono già usciti, in particolare quello dei giovani, al quale io associerei un'altra parola che è innovazione. Perché fare le stesse cose ripetute ogni anno rischiamo poi di non crescere, di non dare una spinta anche a quelle che sono le nostre attività economiche, ed è appunto da questo concetto che io partirei, perché la parola che sta girando a livello nazionale molto spesso in quest'ultimo periodo è la parola droni, sul quale come Ministero dell'Agricoltura e come servizi fitosanitari ci stiamo lavorando in sinergia con il Ministero della Salute per cercare di regolamentare l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Già quest'anno avremo l'intenzione proprio di attivare l'utilizzo di questi droni proprio per fare delle sperimentazioni sulle cataste di bostrico e cercare un attimino di parlare più spesso di droni, di non vederli come un qualcosa che non è possibile utilizzare, ma cercare di dare degli strumenti efficaci sia in tutti gli ambiti produttivi, ma anche quelli forestali. Ecco, questa è la prima cosa. E la seconda, intanto ringrazio ovviamente il Condifesa per ovviamente sempre il supporto che viene dato alle nostre attività, in particolare quella del monitoraggio. Fino all'anno scorso abbiamo messo in piedi tutto un monitoraggio su più di 3.000 siti all'interno della regione nell'ambito della flavescenza, capire la diffusione, capire effettivamente come stiamo andando avanti come regione da questo punto di vista, e su questo, tanto di cappello, siamo riusciti ad avere veramente un quadro importante sul quale anche poi sono dipese delle decisioni sul come agire. E siamo in attesa per il 2026 di capire se si sbloccano i fondi con il decreto Coltiva Italia per quanto riguarda appunto la flavescenza, perché abbiamo dei fondi nazionali per quanto riguarda appunto la flavescenza, legata però a dei bandi di mera sostituzione delle piante, che si vorrebbe invece, ed è stata portata avanti questa richiesta, di utilizzarli per scopi sperimentali o per scopi di monitoraggio. Quindi da questo poi dipenderà se nel 2026 riusciremo ad attuare ulteriormente questa rete di monitoraggio. Altre novità per quanto riguarda le linee tecniche di difesa, siamo pronti a pubblicare il decreto delle linee tecniche di difesa, tra lunedì e martedì della prossima settimana uscirà, quindi è pronto, stiamo impaginando il decreto e lunedì, massimo martedì, lo vedrete pubblicato nel nostro sito, insomma, ecco. Altra pillola per quanto riguarda invece la Popilia japonica, sul quale nel territorio di Treviso e nel territorio veronese abbiamo 3 focolai. Vi dico che come regione, e grazie soprattutto alla tempestività nel ritrovamento dei fondi e nell'attivazione proprio da parte di tutti i collaboratori anche del servizio, siamo riusciti ad effettuare tutti i trattamenti specifici con nematodi, quindi non trattamenti chimici ma con distribuzione di nematodi in tutti i prati all'interno sia dell'areale delimitato di Treviso sia nei 2 areali di Verona. Adesso la risposta della bontà di quello che è stato fatto la vedremo a maggio, perché ovviamente la larva uscirà dalla sua fase di larva alla fase di adulto nel periodo di maggio, e da lì inizieremo con i monitoraggi e avremo la possibilità poi di aggiornare sulla situazione. Io non mi dilungherei altro, oltre lascerei la parola alla collega Margherita
Se ci sono domande ovviamente noi siamo a disposizione. Tengo a sottolineare che noi come servizio fitosanitario organizziamo durante la stagione produttiva degli incontri con i tecnici sia delle case chimiche sia dei tecnici di campo per dare così una situazione della fenologia delle principali malattie, e il confronto rimane sempre aperto e reciproco, perché facendo rete c'è la possibilità appunto di crescere. Se ognuno va per la propria strada non si va da nessuna parte. Grazie e buona giornata.